nuovo quadro di competenze Stato-Regione e il nuovo Senato delle Regioni e delle autonomie. Questo è un tema che riguarda direttamente anche la voglia di federalismo della Regione Veneto e quindi le imprese che vi lavorano e gli abitanti che ci abitano. Gli artigiani del Veneto hanno voluto capirne di più e grazie alla Conferenza del Veneto hanno chiamato due massimi esperti dell'argomento, uno di estrazione governativa, Gian Claudio Bressa, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e il professor Mario Bertolissi, uno dei maggiori esperti e consulente della Regione Veneto anche nell'ambito della riforma federalista della Regione Veneto. La Confartigianato innanzitutto a livello nazionale già da un paio di mesi ha affrontato con attenzione la discussione in merito alle riforme costituzionali, presentando proprio in Giunta Nazionale di cui faccio parte l'attuale situazione e la situazione modificata. E quindi la massima attenzione per l'appunto da parte del nostro sistema, che oggi rappresenta gran parte delle imprese nel territorio del Veneto, ma anche a livello nazionale, e di conseguenza, come giustamente diceva lei, rappresentiamo imprese, ma rappresentiamo anche uomini, donne, famiglie, quindi queste riforme sono sicuramente necessarie come tante altre. In particolar modo la riforma dell'impianto costituzonale è sicuramente un'operazione estremamente delicata, estremamente complessa, anche subordinata poi alla ipotesi del referendum che chiaramente spaccherà il Paese in due parti, tra chi evidentemente è assolutamente favorevole alla riforma e a chi assolutamente non lo sarà, e questo socialmente è il primo aspetto che, così mi permetto di dire, crea non pochi problemi. Bisognerà vedere che cosa si riesce a negoziare, a ottenere quindi dal governo. E naturalmente c'è il discorso che riguarda le funzioni e c'è poi il discorso che riguarda le risorse. Non sempre nella storia della nostra Repubblica il connubio è stato felice e quindi in tempi di vacche magre come sono le attuali è da credere che certo magari funzioni verranno date, ma che si utilizzerà la politica lesina sul piano delle risorse. Qui il destino è legato, io penso, all'esito della consultazione referendaria, che dal mio punto di vista è una questione da non sottovalutare, è importante perché se uno soltanto riflette su quello che è capitato in Gran Bretagna, bisogna sapere che quel referendum era consultivo, ma oggi Westminster non si azzarda nel modo più assoluto a pensare di non tenerne conto. Quindi il problema è un problema politico fondamentale, è la prima volta che ci si trova di fronte a una situazione di questo genere e quindi, ripeto, l'esito dipenderà dalla capacità di negoziare, di individuare questi nuovi compiti. Però voglio aggiungere un'altra cosa, che una volta ottenuti il problema vero sarà quello, eventualmente, se si otterranno, di esercitare questi compiti e non dipenderà tutto soltanto dalla Regione, dipenderà anche dalla società veneta, perché altrimenti se finiamo per essere sempre divaricati e pensare che l'obbligo di realizzare qualche cosa spetti ad un altro, non si va da nessuna parte. Quindi o genera, per così dire, un movimento di cooperazione tra tutti i protagonisti della regione, e quindi i ceti produttivi, quelli che non lo sono in senso stretto ma che comunque lavorano, quelli che programmano, innovano e via di questo passo. Insomma, ci vorrebbe, dal mio punto di vista, dico una cosa scontatissima, un bel gioco di squadra che non c'è mai stato. Capisce? Perché normalmente il modello è quello dei poli di Renzo che si beccano fra di loro e poi finiscono dove? Finiscono nella pentola. Ecco, sarebbe bene che questo fosse un episodio che evita che poi da sconfitti ci si becchi e si finisca nella pentola. E non si può dire che la colpa, come sempre si fa, è di un altro. Se non si riuscirà sarà soltanto colpa nostra. Diciamo che la Regione Veneto è stata l'unica fino adesso ad avanzare una proposta per avere maggiori funzioni e competenze sulla base
dell'articolo della Costituzione che consente di fare questo. È una scommessa importante, il governo è disponibile ad accettare questa scommessa e a farla insieme al Veneto. Sono partite le discussioni, sono partiti i tavoli di approfondimento e di confronto, spero che si possa di qui a qualche mese parlare di risultati e non solo di speranze. La riforma costituzionale dovrebbe poi incastrarsi in maniera perfetta con questa richiesta di autonomia. Diciamo che già l'attuale Costituzione consente di avere questa maggiore autonomia, la riforma costituzionale ne modifica in parte qualche cosa ma non la cambia. Il problema è che avendo questi strumenti ci si dovrebbe concentrare più su questo che non su referendum il cui esito è scontato. Quale tra i veneti potrà non rispondere sì a una domanda che ti chiedono vuoi avere più competenze e più autonomie? Ma non serve fare un referendum per ottenere questo, perché la Costituzione ti consente di farlo. Zaia ha fatto una proposta anche in questo senso, oltre che quella del referendum. Io credo che sia più seria la proposta di discutere dei temi che non di fare un referendum che alla fine non aggiungerebbe nulla di più a una realtà che è di per sé stessa chiara, e la volontà dei veneti è quella di giocarsi un ruolo attivo e positivo come regione. Lo si può fare anche senza fare il referendum.